C'era una discarica proprio nel punto dove inizia la Greenway lungo il Sile, itinerario molto apprezzato dai cicloturisti, ed ora c'è un parco, un parcheggio ed anche una zona dedicata agli amici a quattro zampe. È il risultato di un intervento di riqualificazione ambientale di una vasta zona lungo il fiume Sile a Quarto d'Altino nel Veneziano, una zona di quasi 12.000 metri quadrati che è stata bonificata dai materiali inquinanti del sottosuolo, un intervento che integra la ristrutturazione e la sistemazione del vicino campo sportivo avvenute 2 anni fa. L'intera fascia Fronte Sile ora è ricca di aree verdi, 975.000 euro il costo dell'operazione, 400.000 ottenuti dalla Regione Veneto grazie ai fondi di rotazione, un prestito a tasso zero per l'amministrazione comunale. Era una discarica, come accade spesso in tutto il territorio. Una volta i comuni, dove c'era un buco o dove c'era uno spiazzo, lo utilizzavano come discarica. Bisogna sempre ricordarci questa cosa. Noi come amministratori di oggi, con una sensibilità ambientale molto diversa e anche con delle conoscenze scientifiche molto diverse, siamo portati a risolvere questi problemi ereditati dal passato. Questo è un esempio virtuoso. Noi siamo intervenuti con un finanziamento, il Comune ci ha messo la sua parte e in sinergia Regione e Comune restituiscono alla comunità di Quarto d'Altino un'area che può essere utilizzata come parcheggio ma anche per fare delle passeggiate, e quindi direi che è un esempio virtuoso di come da una situazione negativa si possa passare a una situazione positiva. Ha un significato particolare il fatto di essere riusciti a rimuovere tutti i rifiuti che sono stati depositati per anni, e ripulita l'area significa proprio ricominciare, quindi ricominciamo con un nuovo slancio, e questo parcheggio rappresenta proprio un rinnovo per tanti altri aspetti che vanno a migliorare l'appetibilità dal punto di vista della vivibilità di Quarto d'Altino. Parlo delle ciclabili, parlo del turismo lento, turismo slow, parlo delle attività ricettive, parlo delle passeggiate, parlo dello sport, perché di fatto siamo adiacenti al campo sportivo, non è stato fatto casualmente questo parcheggio proprio anche per questa ragione, quindi un'opera strategica sotto tutti i punti di vista, che ricordo non è l'ultima, come dicevo prima, è un rilancio per il fatto stesso che partendo da qua tra circa 15 giorni, massimo un mese, inizieranno i lavori di sistemazione e sostituzione di tutte le staccionate in legno della Greenway, perché ormai sono depauperate, e vengono sostituite con dei parapetti delle staccionate in acciaio corten, quindi praticamente eterne. E si arriverà fino a Trepalade, da Trepalade si prenderà la ciclabile che abbiamo inaugurato poco tempo fa, e la ciclabile sul Siloncello che arriva ad Altino, e tra circa un mese grosso modo, anche questo, inizieranno anche i lavori di sistemazione del percorso della memoria. Il famoso ponte che purtroppo è crollato per mancanza di manutenzioni nel passato, perché era in legno, adesso verrà sostituito e rimessa in funzione la ciclabile.